Diciamoci la verità, non è che con la banconota da 500 euro si andasse dal fornaio o dal fruttivendolo a fare la spesa. Se pagavi con un biglietto di grosso taglio, sicuramente ti guardavano storto, convinti che fosse falso. In poche parole, le banconote rosa e viola sono state raramente usate per gli acquisti. La conclusione è che nel Veneto, come nel resto del paese, la circolazione di banconote non solo da 500 ma anche da 200 euro è crollata. Chi le ha le versa in banca, ma poi nessuno le preleva. Curiosamente però la maggior circolazione di banconote da 500 e 200 avviene al confine italo-svizzero, ma guarda un po'. A parte questo dettaglio che lasciamo interpretare ad altri, dalle nostre parti praticamente la moneta cartacea oggi in circolazione è di 100, 50, 20, 10 e 5 euro. Ma c'è un altro particolare. Come segnalatoci da diversi telespettatori, i bancomat non erogano più, o almeno raramente, banconote da 10 euro e spesso nemmeno quelle da 20, solo tagli da 50. Forse sarà una decisione presa dalle banche per limitare i loro costi di gestione degli sportelli automatici, lasciando il compito al cliente di fare moneta. Invece gli istituti di credito dovrebbero adattarsi ai tempi di crisi e permettere di prelevare anche solamente 10 euro. Una novità che sarebbe significativa, specialmente per i giovani, e che verrebbe incontro ad una crisi sempre più tangibile anche nei gesti quotidiani legati alle spese.